Con l'assessore Antonella Uliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, parliamo di questa opera che è stata definita Omnia. È la prima esperienza in assoluto, mi pare, nella zona, nel Trevigiano, probabilmente anche nel Veneto. Come è nata questa idea? Allora, questa idea nasce dall'esperienza che tutti quanti abbiamo avuto nel corso dell'anno scorso, dell'anno terribile dell'epidemia, che purtroppo continua, momento in cui tutti quanti i musei hanno dovuto chiudere, i centri culturali hanno chiuso, le fondazioni non hanno potuto fare le loro attività culturali e quindi noi abbiamo ripensato in questo periodo a quello che poteva essere la funzione del museo inserito nel proprio contesto, quindi un luogo di diffusione culturale, valorizzare quello che è l'aspetto fondamentale di un museo, che è quello appunto di centro propulsore della cultura e della formazione. Questo ha fatto sì che durante il lungo periodo di chiusura o di riduzione dell'attività ci siamo occupati di creare tutta una serie di testi, di video che hanno messi sui social, hanno dato la possibilità di far vedere all'esterno quello che era contenuto all'interno dei musei, andando ad abbattere praticamente le pareti dei musei per far vedere all'esterno il contenuto. È chiaro, Vittorio Veneto ha una decina di musei, forse la città e la provincia, forse anche più di Treviso, ha numerosi musei a disposizione e certamente è un'emergenza. Emergenza non nel senso di problema, nel senso di punto di convergenza di molti musei, di molta storia, di molta arte, e certamente nell'ambito del territorio UNESCO questo lo fa primeggiare alla grande. Non ci sono altri punti in cui convergono tante realtà di questo tipo come nella città di Vittorio Veneto. In quest'opera Omnia entra appunto, come dicevo, tutto questo lavoro che è stato messo in qualche modo a regime in un unico strumento di comunicazione. Si trova tutto, dalle guide digitali ai musei, ai video informativi, ai testi che raccontano e spiegano quelle che sono le opere d'arte, alle novità all'interno dei musei, come per esempio la focalizzazione del tema della memoria all'interno del Museo della Battaglia con il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, o della memoria legata alla produzione della seta, e quindi al Museo del Bacco da Seta. E quindi questi aspetti fondamentali si trovano all'interno. In qualche modo quello che è contenuto all'interno di questo prodotto, di questa guida interattiva, va a sostituire quello che è il cosiddetto testo espografico che all'interno dei musei esplica dal punto di vista didattico e comunicativo quelli che sono i contenuti. Come dicevo prima, siamo assolutamente consapevoli tutti che uno strumento come questo non può sostituire quello che è il rapporto diretto con l'opera d'arte e l'emozione che questo rapporto diretto crea. Il rapporto, diciamo, corpo a corpo con l'opera d'arte in carne ed ossa non può essere sostituito da una guida interattiva, ma questa può essere uno stimolo valido per incuriosire e far sì che il turista, il cittadino, entri all'interno dei musei e vada a visitarli.